12ª giornata del campionato nazionale dilettanti girone G. Sul terreno di gioco la formazione umbra del Trestina, oggi in verde, e la squadra sarda della Nuorese. In settimana mister Zampagna ha predicato umiltà e concentrazione dopo la splendida spedizione corsara contro il Muravera, mentre per il mister dei sardi Mariotti c'è da riscattare l'insipido pareggio interno contro il Monterosi. Grazie alle riprese di Massimiliano Tosti passiamo subito agli highlights del match. Trestina subito pericoloso dopo un solo giro di lancette con Ceccagnoli che su calcio piazzato mira l'incrocio dei pali. Frasca si supera ed evita la capitolazione. Non tarda la risposta dei sardi che propongono un ottimo schema su calcio d'angolo con palla tagliata del fromboliere Molino ed incornata di carta che chiama al miracolo Vadi. La Nuorese insiste e dal nono è Facundo a tentare la conclusione a sorpresa dai 20 metri, ma Vadi si distende in buono stile. A dispetto della sua sterilità offensiva è ancora una volta la Nuorese a cercare la via del gol con Facundo che all'11° invita al tiro tupponi, invito accettato, ma la sfera lambisce solo il palo alla destra di Vadi. Comincia a piovere molto al Lorenzo Casini di Trestina e la partita sprofonda in un sonnacchioso letargo. Ci pensa il Trestina a svegliare un po' tutti con una fiammata letale. Minuto 35, cross dalla destra pennellato di Della Spoletina e torsione imperiosa di Ridolfi che non lascia scampo a Frasca. Primo tempo che si chiude con il Trestina in vantaggio per 1-0. Seconda frazione che vede il gioco stazionare soprattutto a centrocampo con poche idee e confuse, ma al 17° ci pensa il signor Rainone di Nola a vivacizzare la gara concedendo il penalty alla Nuorese per un fallo di Burini sul neoentrato Botti, decisione quantomeno controversa che noi affidiamo alla Moviola. Dal dischetto va Daniele Molino che non sbaglia ristabilendo la parità 1-1. Il signor Agnello di Nola sale in cattedra anche al 25° quando espelle Burini per un fallo su Goccadele, decisione francamente esagerata. Trestina in 10 con il pubblico locale in rivolta. Il direttore di gare dopo 4 minuti va a compensare l'errore espellendo lo stesso Goccadele per fallo su Marinelli. Si torna in parità numerica. In campo si vedono più calci che calcio in questo momento, ma il Trestina al 34° va vicinissimo al 2-1 con una ficcante penetrazione sulla sinistra di Marinelli che serve Ridolfi ad 1 metro dalla porta dei sardi, ma il numero 9 bianconero arriva con una frazione di secondo di ritardo che non trova il tap-in vincente. Ora sono gli umbri che controllano la gara con la Nuorese sulle gambe. Trestina sfortunato al 38° quando il calcio d'angolo di Morvidoni trova la testa di Alessio Ceccagnoli. Frasca è battuto, ma la palla si stampa sulla traversa. Partita palpitante fino alla fine con la Nuorese che al 45° torna a fare la voce grossa con un calcio piazzato di Masocco che Vadi alza sopra il montante. E questa sarà anche l'ultima emozione della gara. Trestina 1, Nuorese 1. Il servizio per voi di Sandro Azzarelli. Siamo con il presidente Bambini. Allora, più contento per la prestazione di questa squadra che cresce domenica dopo domenica o più rammaricato per quelle scelte arbitrali che forse hanno condizionato la partita? Ma no, le scelte arbitrali io non ne parlerei, anche perché penso che il rigore che hanno dato alla Nuorese sia probabilmente il rigore che si dà. L'attaccante ha fatto il suo lavoro, ha accentuato un po' la caduta, però forse il fallo c'è stato, credo. Però più che mai rammaricato perché già dal primo minuto c'è stato un miracolo del portiere loro, il palo. Poi altre 2 occasioni grandissime con la traversa di Nonni, insomma alla fine c'è da rammaricarsi fino a un certo punto perché un punto con una squadra forte come la Nuorese era anche auspicabile. Allora, mister Mariotti, una partita molto animata, ben giocata da entrambe le squadre, un punto che fa comodo ad entrambe le squadre, che cosa ne pensa di questa gara? Ma la gara è stata un po' condizionata dal fatto del terreno di gioco che era un po' pesante, qualche intervento al limite, però dopo nel calcio c'è stato tutto perché
finita la partita dovrebbe finire tutto, invece purtroppo ci sono degli strascichi e ci sono delle cose, però poi finita la partita dovrebbe, come tutte le cose, finire tutto. Penso che è stata una partita equilibrata, che poteva vincere l'uno, poteva vincere l'altro, però dopo, insomma, ecco, come ti ripeto, dovrebbe essere che finiti i 90 minuti dovrebbe finire tutto, però tante volte poi si continua, ci sono strascichi che fanno male al calcio, insomma, solo questo qua.